Ben ritrovati, partiamo subito con questa nuova trasmissione, con questo nuovo appuntamento con Diritti Negati insieme all'avvocato Pierpaolo Rodigliero, che saluto subito. Bentornato Bentrovati, avvocato, io bentrovati. lo ricordo, abbiamo 30 minuti di tempo, insomma in questo spazio cercheremo di rispondere a quanti più telespettatori possibile, perché durante la settimana sono arrivate diverse email da parte di telespettatori che vogliono interloquire proprio con l'avvocato Rodigliero. Noi intanto la scorsa settimana ce l'avevamo lasciati con un argomento in sospeso, cioè stavamo per affrontare l'argomento che riguarda i mutui per i giovani. Insomma, ci sono delle novità importanti. Vogliamo dire in che cosa consiste, avvocato? Allora, una norma, perché è molto importante, soprattutto è indirizzato, a parte ai giovani, in particolare gli under 35, però nessuno è escluso da questa misura, e riguarda soprattutto le persone che, non avendo il classico impiego pubblico statale, ma hanno, diciamo, lavori a intermittenza per precariato, quindi lavori non continui, hanno spesso e volentieri, anzi quasi sempre, difficoltà all'accesso al credito bancario. Il decreto crescita approvato anche per il 2020 ha stanziato 650 milioni di euro per venire incontro proprio a queste situazioni e quindi per l'acquisto prima casa alle coppie giovani che non avrebbero altrimenti possibilità di dare garanzie. Che cosa comporta ciò? Chi ha necessità di acquistare una casa, quindi prima casa, prima abitazione naturalmente, lo Stato garantisce per il 50% la banca che eroga, per cui bisogna andare in banca. Fino a 250.000 euro si può acquistare una casa che non sia di lusso naturalmente, quindi il classico appartamento a 3 va benissimo, quindi non deve essere però ovviamente per ovvie ragioni appartamento di lusso, e lì interviene questo fondo a garantire il 50% dell'erogato. Ma non è soltanto questo, c'è un risparmio netto sia per quanto riguarda le imposte ipotecarie, sia per quanto riguarda proprio le pratiche, quindi di notaio e quant'altro, proprio per l'acquisto, e anche se si acquista la casa direttamente non da un privato ma dal costruttore, si sconta un IVA al 4%, per cui ci sono tutta una serie di agevolazioni per questo acquisto. Che cosa succede? Sia l'interesse che sia la durata sono molto agevolate e l'importante è che cosa succede a un certo punto. Ecco perché è una norma premiale per coloro che non hanno uno stipendio fisso, che non hanno un reddito regolare. Sono purtroppo tantissimi come giovani purtroppo che si tantissimi, trovano in questa situazione, chiaramente. perché la cosa importante è saldare il debito negli anni che vengono concessi, sono molto agevolati, nei confronti dell'istituto bancario che eroga materialmente il mutuo. Il restante 50%, se non dovesse essere pagato, interviene questo fondo statale che paga il 50% e poi, se perdura, diciamo, la morosità, viene riscosso attraverso l'agente di riscossione, quindi in questo caso l'Agenzia delle Entrate Riscossione con la classica cartella. Lì interviene la possibilità, come tutte le cartelle, di rateizzare la somma che viene portata dalla cartella. Per cui diciamo che è molto conveniente e quindi diciamo adesso per il 2020, fino a tutto il 2020, c'è la possibilità di fare questo passo, diciamo, che è importante, perché molte volte
si riesce a pagare la rata del mutuo, spesso e volentieri non si ha la garanzia per farselo erogare, per cui infatti. si risolve perlomeno questo tipo Quindi di problema. tutti gli istituti di credito, insomma, Tutti gli sono istituti di credito coinvolti. operanti in Italia, cioè interviene. L'istituto di credito non perde niente, ricordiamocelo, è semplicemente lo Stato che garantisce il 50% dell'erogato. Quindi in questo modo, insomma, tanti giovani precari che purtroppo, come dicevamo, Che sono non la maggior... avrebbero possibilità, ma anche il lavoro precario, il lavoro part-time, cioè quel tipo di lavoro che non permette l'accesso al credito, e ripeto, la difficoltà maggiore non è tanto pagare la rata, anche perché sappiamo che in questo periodo i tassi del mutuo sono talmente bassi che non è quella. L'importante è la difficoltà nel farsela erogare se non si hanno garanzie. Le garanzie che... Qui praticamente, scelta l'abitazione, praticamente si deve garantire solamente per il 50% perché il resto provvede lo Stato. Quindi per cui, questo diciamo, è il periodo giusto. è il periodo giusto per chi si per mettere trova su in, casa, in questa situazione, diciamo, economico-patrimoniale. Per cui invito coloro che vogliono usufruire di questo vantaggio di approfittarne, perché è stato finanziato, quindi c'è copertura economica, per cui qualsiasi istituto di credito, quindi non senza operanti in Italia può tranquillamente operare. Fino a 250.000 fino a euro. 250.000 euro. Perfetto. A proposito di Agenzia delle Entrate, siamo in periodo di saldo e stralcio. Ecco, intanto come si può correggere le agevolazioni? Cioè uno può decidere quello che insomma, vuole che vada insomma, in rottamazione. Sì, ricordiamo che il primo pagamento sia per la rottamazione TER sia per il saldo e stralcio, a secondo dell'opzione che il contribuente ha utilizzato, nella scadenza del 30 aprile 2019 vi è la possibilità, avendo ricevuto il consenso all'adesione, all'agevolazione, all'adesione per il pagamento agevolato del carico tributario, fino al 2 dicembre, che sarebbe praticamente la data di scadenza della prima diciamo, rata, di poter chiedere l'esclusione delle cartelle di cui per svariati motivi non si vuole effettuare il pagamento. Per cui se uno ha rottamato o in saldo e stralcio 10 cartelle, però 3 ritiene per altri motivi, per prescrizione, decadenza o per altri fatti successivi a quando ha chiesto diciamo, la rateizzazione del saldo e stralcio, può ora effettuare la correzione. Come si fa? Nel modo più semplice è entrare nel sito dell'Agenzia delle Entrate dove c'è il servizio Conti Tu. Quindi Conti Tu è praticamente la gestione del proprio rapporto riguardo queste misure con l'Agenzia delle Entrate. Quindi telematicamente, con una semplice domanda, si può andare a togliere il carico esattoriale di cui per 50.000 motivi, per svariati motivi, non si vuole pagare e quindi si paga il resto e non quelle cartelle che si vuole escludere. Intanto salutiamo chi è in linea, pronto? Buonasera, sono Aquino, siamo da Cetraro. Benvenuto intanto, salve. Sono da tanto tempo che sto chiamando, ma infatti avete cambiato numero, prima avevo un numero. Allora, abbiamo il numero in sovraimpressione, però insomma è riuscito ad intervenire in diretta. Allora, qual è la domanda? Allora, io ho fatto la domanda che sono 2 anni, 3 anni, dato che ho fatto la domanda per come si chiama, per cittadinanza, non me l'hanno ammessa perché superavo il reddito, sia a me che a mia moglie. Quella di me era mi pare 6.800, poi c'era quella di mia moglie, superava il reddito, non è stata ammessa. Poi ho fatto la domanda per Pitto Casa, ma ancora
non si sa niente, se c'è qualche speranza, non lo so. Allora, la speranza del fitto casa ritorna sempre questo argomento perché purtroppo quante speranze sono state deluse da questo fitto casa. Intanto, iniziamo dal reddito di cittadinanza, quindi non l'ha ottenuto perché supera, no, il reddito previsto dal... Allora, la risposta è arrivata, che quindi c'è il nucleo familiare, perché sappiamo per chiedere il reddito di cittadinanza si va a vedere la certificazione ISEE, che la certificazione ISEE è la fotografia socio-economica del nucleo familiare. Per cui se ci sono i parametri di legge che sono sforati, intanto bisogna andare a vedere se sono sforati per poste che sono permanenti, nel senso che se sono sforate perché si percepisce un'indennità o si ha un'altra entrata che è fissa, allora lì purtroppo se il nucleo familiare percepisce quel reddito non si può fare niente. Se invece ci sono delle poste attive, cioè c'è un'entrata e quindi il reddito del nucleo familiare sfora i parametri per il reddito di cittadinanza, temporaneamente una tantum, sappiamo benissimo che a parte si può riproporre, riproponendo l'ISEE immediato, sappiamo che da settembre 2019 si può fare l'ISEE, tecnicamente si chiama ISEE corrente, cioè fotografa la situazione socio-economica non di 2 anni prima, ma proprio quella reale. Sempre il CAF, insomma. Sempre il CAF ve lo fanno, si può fare anche autonomamente tramite il sito dell'INPS o dell'Agenzia delle Entrate, però se uno si reca al CAF più vicino, in modo assolutamente gratuito, vi fanno l'ISEE corrente. Perché magari quando ha fatto la domanda era riferito a 2 anni, alla situazione di 2 anni per prima. Cui sono 2 anni ancora. Sì. Insomma, una volta voi ne parlavate sempre, ma non mi state parlando più, parlate soltanto di cittadinanza. Io la cittadinanza l'ho fatta la domanda. Diceva, parlavamo? Per la cittadinanza ho fatto la domanda, però a me non mi è stata ammessa. Sì, allora abbiamo spiegato perché se supera il reddito ISEE bisogna vedere se... Bisogna vedere perché se è un'entrata, un reddito della famiglia che è costante, che non andrà a scendere, allora lì purtroppo siete fuori parametro e non potete fare assolutamente nulla. Se invece avete avuto un aumento di reddito per... che vi posso dire, un'entrata, un rimborso, un qualcosa che ve lo ha aumentato in un determinato momento e adesso non c'è più quell'entrata, potete, ovvero il reddito della famiglia è rientrato dentro parametri ammissibili per il reddito di cittadinanza, vi fate l'ISEE corrente in modo che fotografa attualmente qual è la situazione socio-economica della famiglia e lì potete riproporre naturalmente di essere ammessi al beneficio del reddito di cittadinanza. Se invece è un reddito costante non accedete. Verrà comunque... per l'affitto casa, scusa. Per il fitto per casa. l'affitto casa purtroppo, guardate, è di competenza esclusiva dei singoli comuni di appartenenza. Voi l'importante è che ad ogni bando fitto casa avete proposto la domanda e poi l'importante è che il vostro comune entro il maggio di ogni anno abbia fatto richiesta alla regione, in questo caso Regione Calabria, del fabbisogno fitto casa, quindi l'amministrazione comunale, del proprio fabbisogno fitto casa, perché questo è un adempimento amministrativo di procedibilità. Se non l'ha fatto il comune non riceverà per quell'anno di competenza i soldi dalla regione per liquidare i beneficiari del contributo fitto casa. Vi è da dire che negli anni sempre di meno sono stati i soldi che dalla regione Calabria sono stati mandati ai comuni, perché prima quando è iniziata questa misura era al 100% e si è ridotta che siamo arrivati sotto il 10%. Vero è che gli enti intermedi, cioè Regione Calabria e anche il comune di appartenenza,
possono integrare la quota Fitto Casa con fondi propri, per cui diciamo il capitolo Fitto Casa è un capitolo cosiddetto aperto. È ancora in piedi però, cioè perché molti È ancora in piedi, chiedono, però stiamo osservando, ecco, diciamo che ne parliamo veramente molto poco, perché praticamente stiamo osservando una tempistica molto lunga, che naturalmente serviva per evitare difficoltà nel pagamento da parte di chi aveva in locazione immobili, e serviva anche perché il proprietario doveva ricevere il frutto dei mobili certo. che dava, ecco, metteva a disposizione per la locazione. Diciamo che quella funzione, quel fine, È venuto meno. è venuto meno, perché i tempi purtroppo no. Altro che biblici. Ma non c'è nessuna speranza, avvocato, ma non c'è nessuna speranza. No, guardate, sperate, no, speriamo sempre, perché vuol dire che altrimenti la macchina amministrativa diciamo, dovrebbe dichiarare fallimento, per cui diciamo, queste misure sono tutte quante in piedi, speriamo che ci sia... Sono ecco, 2 anni sto facendo, ma non lo faccio più sta domanda. Da 2 anni che fa la domanda per il Fitto Casa e da 2 anni che non arriva nulla. È vero che insomma ci sono dei ritardi. Non lo faccio più. no, però, se non la fate più non avrete mai nulla, ecco. Allora farla non perdete nulla, ecco, fare la domanda non vi costa nulla. Chiaramente se il comune in cui risiedete ha fatto questa dichiarazione a maggio per segnalare alla regione il fabbisogno, prima o poi i soldi devono arrivare, magari non vi arriverà sicuramente il 100%, ma quel 10% dell'importo, insomma, prima o poi arriverà. Come sempre noi consigliamo, per capire, per sapere se il comune ha fatto la domanda, fare una richiesta di accesso agli atti, quindi per iscritto si chiede al comune se nel mese di maggio è stata fatta questa richiesta alla Regione Calabria, oppure a che punto è. Loro mi hanno detto l'hanno fatto, però non ci è arrivato niente. Gliel'hanno detto a voce, giusto? O gliel'hanno detto per iscritto? Sì, io ho domandato c'ho un nipote che lavora al comune, dice sì, Giovanni, la domanda l'abbiamo fatta, di quella dell'anno scorso. Però non è arrivato nulla, vi hanno detto. Fatto. Però ancora non abbiamo ricevuto nessuna risposta dalla regione. Allora, Perciò controllate, si chiama istanza d'accesso, che potete fare al comune di appartenenza, in modo che è un modulo che trovate in ogni comune, in modo che vi sanno dire la vostra pratica, la vostra richiesta di contributo che fine ha fatto, vi rispondono e la tenete, poi dovete comunque controllare di tanto in tanto, anche se poi il comune, quando arrivano i soldi, comunque avvisa i cittadini. Comunque io la saluto, perché speriamo di avere tempo per accogliere altre telefonate. Comunque ci faccio sapere, perché questo... Scusate allora. No, assolutamente, io la ringrazio per essere intervenuto qui con noi, però purtroppo il tempo è ridotto, quindi cerchiamo insomma di fare intervenire più persone. Comunque quello del Fitto Casa è una problematica che interessa tantissimi cittadini in questa regione. Ne abbiamo parlato più volte, è vero, però insomma ci sono dei ritardi davvero insostenibili per quelle famiglie che sul Fitto Casa proprio facevano affidamento proprio per pagare. Ogni anno, ecco, insomma, era un aiuto che è venuto meno. Era un aiuto, purtroppo è venuto meno. Però la domanda, finché rimane in piedi, ecco, questo Fitto Casa bisogna farla, perché non si perde assolutamente nulla. Assolutamente nulla. Se arrivano soldi vengono dati, ecco, quindi non... Quindi nessuno... Certo, io capisco che molti sono sfiduciati, però insomma non si va a perdere nulla, no, nel fare la domanda. Poi se verranno elargiti questi soldi da parte delle regioni e comuni, ben venga, insomma arriveranno chiaramente. Io la ringrazio per aver telefonato. Torniamo sull'Agenzia delle Entrate, perché abbiamo visto un po' come si può fare per il conti tu, insomma come eliminare queste quindi andare e lì agire per togliere qualche cartella che è entrata nella definizione agevolata, quindi questo è. Poi invece ancora stiamo osservando... Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Pronto, buonasera, volevo sapere, buon pomeriggio, volevo sapere se per il prestito
acquisto casa, volevo sapere se si può chiedere un prestito per l'ampliamento della casa per ampliarla. Allora, io non ho Con la capito. casa che già esiste, devo ampliarla. Per ampliare cosa? Io non riesco Forse a... il fondo, Il fondo che è garantito al 50% dallo Stato. Allora, sul non è, mutuo non so se è sul forse è mutuo. questo che state chiedendo, State io sono chiedendo andato in sul mutuo, automatico. chiedo scusa. Pronto? Pronto, sì? Sul mutuo, l'argomento di cui ci siamo occupati prima, quindi il mutuo per accedere per Per l'acquisto l'acquisto casa. per Ma io l'acquisto ce l'ho della già, prima devo casa. ampliarla, è un po' insufficiente alla mia esigenze. Allora, cioè lei vuole sapere qualcosa in più sul mutuo, il 50% di garanzia che dà lo Stato, è questo? Sì, sì, sì. E lei quindi chiedeva se si può ampliare questo Se 50%? devo fare un ampliamento, se si può avere il prestito per ampliamento. Ah, per la ristrutturazione. Per la casa già esistente. Ah, sì, per la ristrutturazione. Allora, io credo sia solo per Sì. l'acquisto. Allora, avvocato. Allora, per la ristrutturazione eseguita, però, la ristrutturazione, quindi con progetto e quant'altro, eseguita in base, tutto deve essere a risparmio energetico, quindi la ristrutturazione si può accedere per la ristrutturazione. L'ampliamento sic et simpliciter, nel senso che se voi volete alzare un piano a casa vostra, ovviamente non è un mutuo edilizio puro. La ristrutturazione, quella è consentita e quindi potete accedere per ristrutturazione, Quindi la sempre che ristrutturazione. sia prima casa, eccetera, eccetera, però per la ristrutturazione è ammissibile. Quindi accedere a Sempre questo. con, ecco, come stavo dicendo prima, perché viene data se si ristruttura con materiali che hanno naturalmente risparmio energetico, che quindi segue anche tutti i parametri verdi cosiddetti. Certo, quindi per quanto riguarda anche il per gli fisico, infissi, tutto quanto viene... Sì, si può accedere previo naturalmente, poi c'è un progetto che cioè deve bisogna essere... presentare, certo. allegare un progetto. Quindi in questo potete accedere per la ristrutturazione. Tutto chiaro? No, per l'ampliamento, voglio sapere l'ampliamento. Ristrutturata è già stata ristrutturata. Ma l'ampliamento che l'esistente. si, cioè, Per vuole... l'ampliamento di superficie. Allora, l'ampliamento Allora, superficiale. questa è una misura premiale con garanzia da parte dello Stato. Non è un mutuo edilizio, un mutuo immobiliare che concede una banca a privato, perché il privato a trattativa con la banca erogante dei soldi può fare quello che vuole, sempre mutuo di scopo Certo. nel senso che se dovete ampliare, ampliate, fate quello che volete. Questa misura di legge, dove interviene lo Stato con la garanzia, prevede o l'acquisto prima casa o la ristrutturazione prima casa. Quindi l'ampliamento no, di Quindi, superficie non se è voi, questo se voi accade- effettuate la domanda con una casa già ristrutturata per ampliare, l'ampliamento, sic et simpliciter, così l'ampliamento non è una, diciamo, un'operazione ammissibile. Quindi Ecco, si può chiedere... quindi ristrutturazione. Va bene? Quindi l'ampliamento Va bene, per va quanto bene. riguarda questo 50% di garanzia da parte dello Stato non rientra, quindi si dovrà fare un altro tipo di mutuo con la banca e poi alle Sì, ma condizioni. le banche che sono convenzionate, quindi tutte quante, hanno l'ufficio dove vi spiegano esattamente quello che voi volete fare per l'erogazione. Vi ripeto, la ristrutturazione è ammissibile, l'ampliamento così com'è non esiste come voce. Grazie per aver telefonato, noi purtroppo siamo in chiusura, il tempo è volato anche oggi, abbiamo anche altri argomenti da affrontare, ma ci torneremo la prossima settimana. Io ringrazio l'avvocato Grazie a voi. Pierpaolo Rodigliero e come sempre grazie anche a voi per essere rimasti in nostra compagnia.